Belle ste casette, Susa. Sono una meraviglia, col tetto spiovente, no? Una volta avevano la paglia. Ah dai, Sì. che belle, guarda che roba. Tipiche proprio, no? Sì. Poi Queste incorniciate dalle piccole dolomiti qua. Ah, una meraviglia. Queste sono le casette di Asnikar. Asnikar sembra un nome Sì. elfico. Ma sembrano elfiche, infatti. Tu immaginatele anche quando avevano la paglia sopra. Già, davvero. Ciao ragazzi, oggi ci troviamo a Recoaro, a quota 1000. Siamo nelle prealpi vicentine e praticamente ai piedi delle piccole dolomiti. Facciamo un sentiero, un percorso davvero suggestivo, soprattutto in questo periodo, che è il Sentiero dei Grandi Alberi. Parlo di alberi che sono dei monumenti, sono multisecolari e il primo monumento secolare che troviamo è proprio il Linte delle Montagnole, un tiglio enorme che ha una circonferenza di circa 5 metri. Età stimata 200 anni, che generalmente è il periodo di vita massimo di queste piante qua, è vecchiotta. Siamo appena arrivati, abbiamo parcheggiato alla trattoria Gabbiola. Si può partire anche da Recoaro, ma così, parcheggiando alla Gabbiola, abbiamo recuperato un'ora e visto che le giornate sono corte, non è male, così abbiamo più tempo per fare più luce, per fare foto e video. Adesso ci incamminiamo nel sentiero 120 del CAI. Guardate che giornata meravigliosa! E buongiorno anche da parte mia, raga. In questo video dobbiamo ringraziare Chemimoto, perché la gentilissima Kaira di Chemimoto ci ha inviato 2 gilet e 2 paia di calze riscaldate che torneranno molto utili per quest'inverno, specialmente per fare i lavori che dobbiamo fare prossimamente nelle piste da sci, quindi in occasioni in cui stiamo molto fermi ad aspettare la scena giusta al freddo e al gelo. Calze riscaldate Chemimoto, oggi sarà proprio al caldo, vista la giornata freschina. E gilet Chemimoto da mettere sotto il piumino. Uno l'ho già indossato, è questo qua, a maniche corte, così credo che sia anche bello agile per muovere le braccia e lavorare in maniera comoda. Così si sta Con la belli caldi. giacchettina, così mi scalda. Anche perché non sembra, ma oggi è freddo, vero? Sì, oggi è molto freddo, siamo sotto zero. E questo scalda il collo, scalda davanti e anche dietro. Quindi grazie Chemimoto, che è diventato partner del canale Andri e Susa. Grazie. Wow, che bello anche dall'alto qua. Meraviglia. Ci troviamo sull'altopiano. Col sentiero di oggi attraversiamo un bellissimo altopiano che è l'altopiano delle Montagnole. E dovete sapere che dall'ultimo censimento fatto sia dalla giunta della regione Veneto che dal WWF, questa risulta la zona più ricca di alberi di tutto il Vicentino. Ma dai. Sì. Guarda. Ok ragazzi, adesso c'è un bivio. Consigliano di andare a destra, però hanno detto che quella a sinistra è più panoramica e poi si congiunge. Cosa facciamo, Andri? Non lo so. Siamo a un bivio subito, appena partiti. Già. Bivio decisionale. Destra o sinistra? Tiriamo una moneta. Tira la moneta se l'hai. Andiamo a sinistra, dai, andiamo per alto. Se ha detto è quasi più bella. Ok. Come preferisci te? Ma sì, dai, andiamo a vedere. Un po'. Mi piace salire sempre quando si parte. Una vecchia giassara per conservare il ghiaccio per la malga. E poi c'è un'altra new entry, raga, la nuova GoPro Hero 12 Black. Questa no partner, questa ce la siamo comprata. Le nostre 2 precedenti GoPro sono morte defunte, l'ultima è rimasta in Sardegna, cioè ce la siamo portata a casa, ma in Sardegna c'è rimasta. E allora alla fine abbiamo scelto di continuare con la GoPro Hero 12, anche se la Insta ha tirato fuori un gran bel prodotto, ma ha fatto la differenza per me il fatto che la GoPro Hero 12 registri a 10 bit, quindi con una gamma dinamica un po' più ampia e che abbia un profilo log dedicato, per cui questa cosa mi interessa molto e oggi iniziamo a lavorare anche con lei e la testiamo un po'. Che bello qua, Vero? questo villaggetto è messo in una posizione stupenda.
Qua siamo sotto zero, è molto freddo, il sole non arriva mai, resta dietro le montagne in questa stagione. Posto ideale per provare Chemimoto. Come sono le calze? Io lo ringrazio tantissimo perché sto bene al calduccio. Sì, vero? Sono freddolosa e quindi... Hai i piedi caldi? Sì. Guarda. Sono tutta bollente, c'ho il giubbetto caldo, i piedi caldi, c'ho anche i guanti. Praticamente sono tutta una batteria. Electron C'ho un Woman. parfugo, come si suol dire, come una macchina. Abbiamo trovato un amico che ci segue sul canale. Come ti chiami? Giorgio, Ciao Giorgio. da Passano. Buona passeggiata. Grazie mille, anche a Anche voi. per la prima volta, quindi ce lo guardiamo insieme oggi. Prima volta. Vai. Ciao Giorgio. Ciao. Buona giornata. Altrettanto, ciao. Ragazzi, arrivati a Malgapodeme c'è una stradina che non è segnalata e andiamo a un laghetto. Che è bellino. Qua Bellino. sotto. Sea del Risso si chiama. Il laghettino. E Bello. adesso andiamo a vederlo. Guardate che roba. Che traffico! Ci saranno i pesci? È zona di pesca regolamentata. Ah, vedi. Bello. Questo ghiaccerà tra un po'. Penso proprio di sì, sai. Comunque è molto limpida l'acqua, eh. Vuoi andare a fare il bagno? Anche no, tango. Stiamo per giungere alla meta, il rifugio Cesare Battisti a Ragazza, 1265 metri. Qua ci fermeremo e mangeremo per la felicità di Andri. Sì, e non solo. Bello Malgapace. Eh sì, mette proprio pace. È il suo. È il suo qua, eh. Sì. E adesso dai, verso la cima. Ah beh. Se ti giri, guarda che roba. Ah, che dici? Che meraviglia, sei innamorato. Queste stradine che si intrecciano l'una con l'altra sono tanto belle. Sì. Anche come sono posizionati lì. Sulle piccole colline. Allora ragazzi, c'è una strada su alta che attraversa sui ghiaioni là e resta più in quota, la vedete lì, è lì, e quindi praticamente è già in linea con il rifugio che è nascosto qui dietro. Noi invece girando a sinistra adesso scendiamo un po' giù a valle e poi dovremo risalire su, per cui se venite tenetene di conto, a destra fate un pochino di più e a sinistra restate in quota, giusti. Però ormai siamo su questa. Adesso si sale, Andri. Vai, un tornantino via l'altro, adesso saliamo su fino al rifugio, ci vediamo direttamente là. Eccoci giunti alla baita, guarda che bella posizione. Adesso vedo che c'è tanta gente, speriamo ci sia posto per noi, altrimenti dobbiamo andare da un'altra parte e rimandiamo. La vedo dura. Sì, sull'altopiano. Tocca mangiarti le barrette. Le barrette, ah, bellina la chiesetta qua. Ok, scusa, la situazione qua è drammatica. Qua non si riesce a mangiare, ragazzi, no, è impossibile. Neanche ci proviamo, guarda. No, è Allora strapieno. torniamo e vediamo se troviamo un buco da qualche altra parte, così all'avventura. All'avventura intanto ci accontenteremo di qualche barretta. Speriamo che non sia solo quella. Speriamo che non sia solo la barretta. No, ma se partiamo Partiamo subito. partiamo ora. subito, magari nella gabbiola troviamo Esatto, posto, il no? programma è questo. dai. Anticipiamo il ritorno e vediamo se troviamo ancora roba Quindi adesso aperta. facciamo di corsa, Andri. Sì, di corsa. Gocetto caldo, è buono, eh? Sì, è buono. Questa mattina mi ha fatto Qui ragazzi è arrivato il momento di accendere il Chemimoto. Non credevo, ma siccome siamo in ombra io lo accendo. Lo accendo e lo faccio scaldare perché qua ho sudato e sono in ghiaccio dentro.
Vai, ci prepariamo per partire a bomba. A bomba, perché sennò prendo freddo. Adesso chiudiamo armi e bagagli e se va bene ci vediamo a tavola da qualche parte. Speriamo. Bello ritorno panoramico. Non ho resistito. Dai. Sì, bello a questo punto di vista qua. Ma ancora c'è gente che viene su, raga. Un'ora che camminiamo, il ritorno al freddo, sotto zero. Siamo anche un po' sudati, almeno io sotto. E Chemimoto ha funzionato proprio bene perché sono tutto bello caldo, per cui veramente non sento freddo neanche alla schiena. Vi lascio il link in descrizione se vi interessa vedere questo prodotto e credo che ci sarà anche un bello sconticino dedicato per voi che guardate questo video. Ciao, a tra un po'. Ecco, finisce così ragazzi, niente zuppa, ma vin brûlé e cioccolata calda, che comunque va più che bene, così. C'è un gin? Vai. Brucia. Ecco qua raga, cioccolata presa, ci siamo un po' rifoscillati e scaldati e adesso torniamo verso l'altopiano. Noi ci vediamo nel prossimo vlog, mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, fateci sentire che ci siete con qualche commento, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ragazzi, se venivamo qua una settimana prima, qua c'era un fogliaggio incredibile. Ieri c'è stata una giornata terribile, che c'è stato un vento micidiale che le ha tirate giù tutte e mi sa le foglie. È scrollato tutto. Sì. Comunque, allora, tra qui e le tre cime non so dov'è più gente. Perché c'è il mondo. Il mondo. Prima ci siamo fermati là al paesino, non finivamo più di arrivare macchine.